Eccoci qua, buona serata cari telespettatori, care telespettatrici, non in primis, in secondis, perché voglio rivolgermi anche al target dei telespettatori e alle donne, dopo è scontato che voi resterete lì a sentirci tutta la trasmissione. Perché? Perché anche le donne contano e devono avere la consapevolezza di contare, sotto il profilo sociale già lo sappiamo, ma anche economico, finanziario, con competenze, con consapevolezza, e avere anche la schiena bella erta e ritta per riuscire ad affrontare le difficoltà che ineluttabilmente, anche dal punto di vista economico, vanno ad incontrare. Se sono più giovani avete un ruolo importantissimo, voi che siete un po' più in là negli anni, ne dare i giusti e corretti suggerimenti perché si facciano forza e perché riescano in qualche modo a scardinare un sistema che tutto sommato porta delle proiezioni di vita future in età molto anziana, soprattutto per le generazioni a venire, per le donne non del tutto così roseo. C'è una campagna anche molto importante di formazione che la CGIL, unitamente anche agli altri sindacati CISL e UIL, con la Banca d'Italia fa per la cultura finanziaria, che è importante, adesso capiremo anche perché, e poi c'è tutta un'attività da parte del sindacato dei SPCGL in modo particolare, ma non soltanto, che viene fatta per aiutare le persone, le donne, ad avere una consapevolezza di quanto contano, che importanza hanno. Allora, grazie della collaborazione allo SPCGL del Veneto, grazie Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGIL Veneto, di essere qui con noi. Tutti. Grazie a Rachele Berto, segretaria FISAC CGIL Veneto, grazie anche a lei. Poi ci dirà FISAC ai nostri telespettatori che cos'è FISAC. È la categoria della CGIL che segue i bancari e gli assicurativi. Perfetto. E Margaret Crivellari, segretaria SPCGL Rovigo, rappresenta le senior, ben arrivata anche a lei. Siamo collegati, e ci fa molto piacere, con la dottoressa Giorgia Amato del Forum Disuguaglianza e Diversità, che è un'economista. Ben arrivata. Buonasera a tutti, grazie. E ci fa piacere che sia un economista al femminile, perché può darci anche un taglio, un risvolto della realtà sotto un certo tipo di profilo. Incominciamo con lei però, segretaria. Sì, allora, tanto grazie di questa opportunità. Siamo a ridosso dell'8 marzo, che è la giornata internazionale della donna. Che non è più festa della donna. Non è mai stata la festa della donna, nasce per ricordare quanto sono state dure le battaglie per arrivare ai diritti. Della violenza invece si parla il 25 di novembre, ma in questo momento aggancio entrambe le date. Perché? Perché come CGIL ci siamo chieste varie volte che cos'è la violenza. Noi conosciamo la violenza fisica, la violenza psicologica, ma poi quando abbiamo guardato alcuni dati e soprattutto che il 74% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza non hanno una autonomia finanziaria, e quando abbiamo visto che parecchie delle nostre iscritte hanno problemi appunto di autonomia finanziaria, ci siamo chieste perché. Qualcosa non va. Qualcosa non quadrava. Guarda caso, poi, l'aveva accennato lei in premessa, ci contatta la Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha capito che le donne sono preda, diciamo, sono più fragili quando non hanno un'autonomia finanziaria, vuoi perché non lavorano, vuoi perché il marito o il compagno non consente loro di lavorare, vuoi perché lavorano ma il lavoro non è sufficiente, cioè l'entrata economica non è sufficiente per renderle autonome. Queste sono già in qualche modo, alcune di queste, sono a rischio di fragilità e quindi di violenza che poi può diventare violenza anche fisica. Ma dall'altro versante, e quindi non autonomia, il fatto di non come dire, prendere in considerazione il fatto di rendersi autonome definitivamente. Poi è arrivata anche la sentenza della Cassazione, qui all'inizio dell'anno, che dice che è una forma di violenza obbligare la moglie a non lavorare. Allora la Banca d'Italia si è accorta anche di tutta una serie di fallimenti che sono in capo alle donne e non capendo perché ha cominciato ad indagare.
e poi credo ne parlerà la dottoressa Amato, Sì. Ma ha proposto a CGIL e CISL Will un corso di educazione finanziaria. Per dire, interrompo solo un attimo per spiegare ai nostri telespettatori cosa vuol dire di fallimento in capo alle donne, perché Allora, qui si apre... certamente, solo che poi magari volevo No, che dopo lo dirà la dottoressa, però intervenissero- solo per spiegare questa cosa Certamente. qui. Allora, capita che in famiglia c'è un unico conto corrente, il marito, il compagno dica: guarda, io non posso più accendere un mutuo, questa volta lo accendi a nome tuo, tu ti fidi, e poi invece viene svuotato il conto corrente. Questo succede spesso e volentieri. Io ricordo un paio di anni fa la responsabile delle commercialiste di Padova che dicevano: io non ne posso più di tutte queste donne che vengono a dirmi: dottoressa, ci aiuti perché io non so come venirne fuori, perché se tu firmi in buona fede delle carte che ti propone il tuo amore, diciamo, tu ti fidi e poi alla fine magari è una fregatura, perché tu hai firmato obbligazioni, un mutuo oppure una società, una un società. amministratore delegato, amministratrice delegata di una società, per cui dopo dici che brave, ci sono tante donne che sono amministratori delegati, attenzione, bisogna vedere se effettivamente, oppure per dare un supporto e poi sono responsabili non civilmente, sono tutte penalmente. Fregature chiaramente, No, però alla fine ci sono molte donne che devono continuare a pagare loro un mutuo anche di una casa che non è più la propria, perché nell'atto di separazione è diventata la casa del separato, dell'ex amore. Questo che lei ha detto è molto importante, deve far riflettere, sì. Deve far riflettere tanto. Doveva aggiungere qualche cosa? Sì, no, nel senso che Banca d'Italia ha fatto un ragionamento dicendo: formiamo 1000 in Italia responsabili sindacali tra CGIL e CISL e UIL che imparino almeno le cose più importanti, l'ABC, per poter fare assemblee in giro per il mondo lavorativo e il mondo delle pensionate su educazione finanziaria, cioè sulle basi di quelle che poi adesso vi racconterà dottoressa Amato e Rachele. Assolutamente. Io le però lasciarmi un attimo ai pensionate proprio, prima di passare alla questione anche tecnica, ma le pensionate, e quindi la generazione che ha qualche anno in più, che però sono ancora attive, sono ancora molto dinamiche, interessate, si muovono e hanno anche alcune una certa disponibilità in virtù anche della reversibilità, bisogna anche riconoscere che c'è questo supporto, alcune invece no. Hanno consapevolezza di non essere dentro alle dinamiche finanziarie, a muoversi, districarsi abilmente nei finanziamenti, in tutti questi ambiti? Consapevolezza, dico. Guardi, come ti do là dopo la dottoressa che ci ascolta. Come coordinamento donne dello SPI abbiamo anche svolto un'indagine presso le pensionate, un'indagine attraverso un questionario, rivolgendo proprio queste domande: se avevano proprio consapevolezza del proprio di quello del conto magari bancario che avevano, o se l'avevano, o se era gestito da figli o da partner o da compagni, eccetera, e se riuscivano a disporre liberamente del proprio conto. È emerso che c'è stata una certa reticenza perché per retaggio culturale le donne anziane non raccontano molto di quello che avviene in famiglia, soprattutto se il conto è gestito o le decisioni vengono prese dal partner, se non hanno un'autonomia finanziaria vengono escluse, come diceva la dottoressa prima, nelle decisioni familiari. Se una non dispone di risorse proprie, viene esclusa dalle decisioni familiari domestiche, anche le minime, anche per comprare un frigorifero, per dire, insomma. C'è reticenza e un 12% è emerso, insomma, da questo questionario, che un 12% di queste persone non gestiscono liberamente il proprio conto su 100, però su un campionario molto limitato, molto ristretto, quindi le cose sono migliorate rispetto al 2008, quando era stato già fatto un altro questionario, perché abbiamo voluto mettere a confronto i dati, una comparazione di dati, però la situazione non è migliorata granché, insomma, ecco, rispetto alla... Certo, questo sì, dottoressa... Non se la passano bene non se la le passano pensionate. Bene, dottoressa Amato,
Beh, intanto però, prima di dare la parola, volevo che lei ci spiegasse cos'è il Forum Disuguaglianza e Diversità. Sì, il Forum Disuguaglianze e Diversità è per così dire, un contenitore politico che si occupa di fare ricerca e advocacy e dare anche indirizzi di politica pubblica in Italia. Adesso ci stiamo aprendo anche all'Europa in questo momento. Quindi è diciamo, un luogo di discussione, di dialogo, di approfondimento. Certo. Sì, sì, è Chi fa parte di esattamente questo? questo, un Chi luogo di fa discussione, parte? di dialogo e di approfondimento. Prego? Chi è che fa parte di questo forum? Ne fa parte, cioè, Cioè, dunque, sono esperti, ci sì. sono economiste, persone Sì, sì, certo, dell'economia. certo, ci sono degli esperti, ci occupiamo vari temi e diverse tematiche, ovviamente ci sono tantissimi esperti sia in ambito di ricerca scientifica, sia in ambito universitario, ma anche degli esperti del fare, quindi persone che si sono occupate da sempre a vario livello di varie tematiche, come ad esempio giustizia ambientale, ma anche giustizia in ambito del mercato del lavoro ce ne occupiamo, diciamo, a vari livelli. Chiaro, non era proprio per capire questo perché magari non tutti sono a conoscenza di che cosa fa, chi c'è all'interno, nemmeno io sapevo che ci fosse un forum di questo tipo ed è molto interessante. Allacciandomi a quanto aveva esordito in premessa la segretaria Grigolato, ma poi ha chiarito ancora meglio la segretaria dello SPI di Rovigo. Qual è la situazione che emerge dal punto di vista di conoscenze, di strumenti anche culturali per potersi autogovernare, ma soprattutto per avere anche una forza di dialogo della donna nell'ambito della famiglia e anche della società, per quel che riguarda le finanze e l'economia? Cosa emerge? Certo. Emerge, in realtà mi sento proprio di confermare al 100% quanto già detto e quanto già comunicato. In particolare mi faceva sorridere il fatto che ci fossero dei dati in cui emergesse appunto questo fenomeno e la Presidente prima diceva però è su un campione ristretto. In realtà anche le varie indagini che sono state condotte in Italia proprio su base nazionale e quindi con un campione più allargato in realtà non fanno nient'altro che confermare quanto abbiamo già detto. In particolare, quello che volevo dare diciamo una breve analisi, qualche dato su quelle che sono le condizioni al momento e la necessità di dare i dati ritengo sia fondamentale per due motivi. Anzitutto ci fa sentire meno soli. Quando vediamo che ci sono Non sono solo io. delle statistiche, certo, quando vediamo che ci sono delle statistiche che riguardano una larga parte della popolazione, in un certo senso ovviamente non siamo mai per il malcomune mezzo gaudio, però in realtà è molto importante vedere che non siamo sole ad affrontare una condizione del genere e soprattutto nel momento in cui abbiamo dei dati raccolti, questo significa che il decisore pubblico se ne sta occupando, è interessato e quindi farà di tutto per cercare di migliorare la nostra stessa situazione. Quindi diciamo, volevo anche poi dare la motivazione, no, per la quale è importante raccogliere i dati, che in fondo è a vantaggio nostro. Dico nostro perché dalle indagini vediamo proprio una condizione non molto favorevole alle donne. E io in quanto donna ovviamente mi rispecchio nella categoria. Quello che dicevamo prima è assolutamente confermato. Le donne oggi vivono una condizione di educazione finanziaria piuttosto scarsa, sicuramente inferiore agli uomini. Un dato molto interessante dell'indagine EduFin che elabora che è promossa da un ente assicurativo, ma che in realtà intercetta proprio il divario di educazione finanziaria tra uomini e donne, vede le donne fortemente in vantaggio, ma c'è da dire che in realtà anche gli uomini non raggiungono la sufficienza. Quindi quello Infatti, che volevo pensare vediamo anche io. combinando le varie indagini, tra cui anche quella di Banca d'Italia, vediamo proprio in effetti che in questo momento la situazione dell'educazione finanziaria in Italia non è rosea
le donne sono svantaggiate, ma sicuramente si può fare molto per migliorare questa situazione. Le donne risultano essere svantaggiate sotto due punti di vista. Innanzitutto, in quanto sono loro stesse che delegano molto spesso il ruolo di decisore finanziario al marito. È ben il 60% delle donne che fa questo, che Ecco, io delega le interrompo il solo un attimo, compagno. le interrompo solo un attimo perché voglio proprio spezzettare questo suo discorso per farlo recepire bene, perché altrimenti sono tantissime cose che vengono fuori. Certo. Quindi tenga presente, lei ha detto il primo aspetto, si tenga presente gli altri, perché adesso andiamo a parlare. Il 60% delega al proprio marito. E io qui voglio fare il passaggio qua delle signore che rappresentano un po'. Perché secondo lei uno delega al proprio marito? Perché il marito le costringe a farlo, ma io non penso che tutti i mariti siano così. C'è un'educazione di fondo notevole, cioè noi siamo ancora, e qui entra in gioco la parola dell'anno, patriarcato, siamo tutte noi ancora come dire, intrise di questa parola e di questi atteggiamenti, perché era normale, perché cioè, capitava, per carità, che mio padre portava a casa la busta paga, la dava a mia madre e mia madre era la regolatrice ma se si dovevano investire soldi perché c'era un po' di risparmio e quindi era d'appannaggio del marito, cioè di mio padre, e a casa mia funzionava bene, ma io le ho sentite tutte le donne che dicevano no, ma lo dico in Veneto, ma mi de conti non ne capisco niente. Ecco, la volevo arrivare proprio a questa cosa E qua. quindi delega, no, al maschio, come se il maschio sapesse di più. Poi la dottoressa Amato ci ha appena detto che anche i maschi non capiscono granché. È un problema italiano. È un problema italiano, e però è vero, noi siamo frutto di quella esperienza, di quella cosa che arriva da prima della seconda guerra mondiale, cioè non siamo evolute in questo senso. Poi mi è venuto in mente un film che è Il diritto di contare, che invece non è di contare nel senso di contare, quindi utilizzare i numeri, la matematica, ma di contare, come è il titolo della trasmissione di questa sera. Certo. Vabbè, lei capisce tutto di finanza, economia, ci lavora, la invidio, perché è una materia che a me non entusiasma. Ma esatto, infatti, e io quello stavo pensando, dicendo, ma a me non entusiasma, parlo con tante altre persone, la stessa cosa, cioè, sarà stato un fattore di educazione, ma non credo neanche quello, non è una cosa così che istintivamente ti senti portato a fare, e tante volte anche il fattore del rischio, e questo voglio dire un po', chiedere l'intervento poi della dottoressa, che magari ha fatto dei studi approfonditi. La donna tende ad avere una propensione al rischio, che in genere, me lo dica se sbaglio, è un po' più bassa, cioè È inferiore. È inferiore all'uomo, che l'uomo tante volte si rischia, perde anche, per carità, perché infatti abbiamo visto quanti uomini anche con le banche venete ci hanno messo sul lastrico intere famiglie. La donna è molto più prudente, propensione al rischio bassissima, le banche piangono quando vedono le donne, perché le donne tendono a lasciare casomai nel conto le cose, fare investimenti calibratissimi, piuttosto assicurazioni, piuttosto tutto quello che in futuro, insomma comunque non certo azioniste. No, Ecco, certo. ecco. Quindi forse anche questo porta a dire, in questi ambiti così volubili, così in movimento, non mi va di metterci la testa perché è una perdita di tempo, insomma. Semplicizzando, io la butto a lei, dopo dottoressa, però deve intervenire anche lei con un'analisi su questa cosa. C'è sicuramente l'aspetto culturale, come dicevamo prima, quindi le donne sono sempre state poco abituate a occuparsi di finanza, così come di scienze, così come di tecnologia, e invece gli uomini molto di più. Però oggigiorno la popolazione bancaria è prevalentemente femminile piuttosto che maschile. Esatto. Ma c'è ancora la cultura delle persone che entrano in banca e chiedono dov'è il direttore, posso parlare col direttore? Invece la stragrande maggioranza, cioè molte direttrici attualmente delle filiali di banca sono donne. Quindi c'è un fattore culturale. Allora adesso chiederò anche a entrambi, tanto la dottoressa quanto anche il segretario dello SPI Rovigo, lo stesso parere a riguardo, ma andiamo un attimo in pubblicità, qualche secondo, restate con noi.
Stavamo parlando con le nostre ospiti di tenere in mano le redini finanziarie, avere una forza come donne, forza economica, in modo da poter sentirsi anche più forti nei confronti di un partner o comunque in generale di un mondo maschile che notoriamente, storicamente, culturalmente ha sempre gestito in modo significativo le finanze, voi dell'azienda, voi della famiglia, eccetera. Salvo però fare i conti, che li ha sempre fatti un po' la donna tendenzialmente. Chiedo a lei come rappresentante del segretario dello SPI di Rovigo, rappresentante di persone un po' più anziane. Io la dico in soldoni soldoni. Sì, bello, soldoni, ci piace. Che dopo i non soldoni ce li dice la dottoressa Amato. L'indipendenza economica, cioè la parità di genere comincia dall'indipendenza economica, quindi dal conto in banca. Dal conto in banca che deve essere gestito dalla donna e che sia un conto che gli permetta di vivere decentemente. Questo non è per le donne separate, in modo particolare che hanno dei figli a carico, e per le pensionate che ricevono pensioni povere, perché se vuole qualche dato da parte dell'INPS, cioè i dati recenti dell'INPS, che adesso le dico, guardi, proprio pubblicati recentemente, nel Veneto, perché siamo nel Veneto, l'assegno previdenziale medio mensile al lordo nel settore privatistico, e quindi esclusi gli ex dipendenti pubblici, è di 1.188,47 euro lordi. Agli uomini arrivano però 1.632,51 euro, mentre le donne hanno entrate poco superiori agli 840. Significa che di fatto i pensionati uomini arrivano a 792 euro in più rispetto alle donne. Se consideriamo poi le pensioni di vecchiaia e quindi generate da lavoro dipendente, il divario aumenta di più, perché per gli uomini arrivano 1.817 euro in media, le donne 941, il divario è di 876 euro. Questo significa che le pensionate, in modo particolare, che hanno queste pensioni così basse, faticano molto sia per quello che riguarda le spese sanitarie, perché noi sappiamo che in vecchiaia aumentano le patologie, aumenta quindi la necessità di accedere ai servizi sanitari, aumenta la necessità di avere dei farmaci. E cosa succede anche con il rincaro energetico e l'inflazione galoppante che c'è stata dal 2022 in poi, ma dico che dal 2002, quando siamo entrati con l'euro, cioè nell'euro, adesso un euro equivale alla lira, a una lira. Cioè il caffè lo pagheremo oggi 1.500 euro, va bene? Se facciamo i conti, quindi a causa dell'inflazione. Quindi una donna pensionata deve fare i conti, se riscaldarsi, mangiare, e spesso rinuncia alle cure, o se non rinuncia alle cure dimezza anche i farmaci perché se li risparmia, quindi non si cura nel modo dovuto. L'abbiamo interrotta mentre lei stava esponendo, però ne sono emersi diversi elementi. Mi riaggancio in maniera abbastanza facile, proprio perché eravamo praticamente sulla stessa onda, e proprio su questa questione qui, ad esempio, vorrei dare due dati, sia sul discorso della violenza economica, ma anche poi proporre uno spunto di riflessione su quello che riguarda proprio le pensionate, no? Allora, anzitutto quello che abbiamo visto è che una recente indagine di WeWorld realizzata insieme ad Ipsos ha mostrato che una donna su due, quindi parliamo di percentuali piuttosto alte a proposito di non sentirsi soli, ha subito almeno una volta violenza economica nella vita, ed è una percentuale che arriva a ben il 67% per quanto riguarda la categoria delle divorziate e delle separate. Quindi quindi ci riagganciamo proprio al discorso che abbiamo fatto prima sulle donne che non si occupano delle questioni economiche familiari, che delegano al marito le questioni economiche familiari, e poi diciamo
tra virgolette, ne pagano le conseguenze in futuro. E invece per quanto concerne l'aspetto proprio delle pensionate, ci piacerebbe anche come forum fare una riflessione proprio sul discorso contributivo. Molto spesso infatti le donne si trovano in una condizione di poter lavorare meno, ma non perché lavorano meno, molto banalmente perché fanno un lavoro che non viene retribuito, uno dei cosiddetti lavori nascosti. Sempre da alcune indagini che sono state svolte a livello nazionale, risulta che le donne, anche le donne con un lavoro principale, dedicano alla cura della famiglia, alla cura anche a volte, no, di persone anziane in famiglia, ben 5 ore e 5 minuti in media per giornata, contro l'ora e 48 che invece viene dedicata dagli uomini. Questo penso che sia un dato fondamentale che ci dice che oggi le donne hanno anche meno tempo a disposizione per lavorare. Comunque, anche quando fanno un lavoro full time e dedicano molte ore giornaliere al lavoro, devono comunque occuparsi in maniera principale anche della cura della famiglia. E comunque molto spesso avere meno ore a disposizione per lavorare risulta in una contribuzione, quindi quello che diciamo oggi la pensione, più scarna rispetto agli uomini, perché possono accumulare meno contributi previdenziali rispetto ad un uomo. Questo, ecco, io interrompo di nuovo. E allora qua andiamo all'ambito del lavoro. Dopo darò la parola ai consigli tecnici, ce ne deve dare a nastro, perché a questo punto dopo arriviamo sul cuneo. Ma tante volte c'è una costrizione di lasciare il lavoro perché chi segue i figli, se poi tu prendi di meno, tanto vale che lavoro io, perché è ovvio che se una donna prende 1.200 euro, il marito ne prende 2.000, chi è che molla il lavoro? Piuttosto che pagare una babysitter oppure avvalersi di servizi esterni alla famiglia, è meglio che stia a casa tu. Brava, però, e qui scatta un meccanismo anche tra le più giovani. A questo punto chiamo la più giovane. Qui mi sembra che sia molto giovane tra le ospiti. Sì. Attenzione, ma è una scelta anche della donna di dire no, piuttosto che, cioè preferisco curare i miei figli. Sì. Io ho sentito delle mie persone che conosco, sì, mie vicine, che hanno figli in età giovane, anche non piccolissimi ormai, eccetera, che hanno detto i miei figli me li voglio, piuttosto che darli alla babysitter, che preferisco seguirmeli io. Allora, è comprensibile perché, dopo chiedo anche a lei, perché una donna, perché la madre ha avuto, cioè, l'ha fatto il figlio, se poi è vero quella cosa che ho letto l'altro giorno, per cui alcune cellule del bambino vanno in circolo nel corpo della madre, restano in memoria per anni e anni e anni, e quindi è comprensibile anche, diciamo, questo biologicamente chiaramente questo attaccamento. Io posso anche capire da una parte, ma dall'altra non riescono a capire, anche a comprendere che nella loro parte finale della vita poi ci rimettono, perché ma non solo nella parte finale. Sì, però, allora, perché attenzione, se poi il marito perde la testa, il compagno perde la testa con un'altra donna, si trovano nel mezzo del cammino della loro vita, spiazzate. Io prendo sempre ad esempio i paesi del nord Europa. In Svezia le donne mediamente, una famiglia mediamente ha 2-3 figli. Perché questo? Perché c'è un obbligo di congedo parentale. Cioè sono obbligati anche i padri a prendere il congedo parentale. Ci sono 11 mesi. Ve li dividete, uno dei due non può fare meno di 3 o 4 mesi, mi pare, ve li dividete nell'arco dei primi anni di vita del bambino. Questo consente alle madri di ritornare al lavoro più velocemente, certo, e di creare anche un attaccamento affettivo tra il figlio e il padre. E questo allora è un fattore culturale. E questo è una cosa culturale. E poi c'è quello che dice lei, cioè nel momento in cui diciamo, l'amore tra i genitori e i figli non salta, ma possono saltare le coppie. Nel momento in cui si salta e tu hai o non hai lavoro, oppure hai un lavoro con una retribuzione molto bassa dovuta a un part-time involontario, certo, o a scelte condivisibili, per carità, certo, cioè ognuno,
però tu ti trovi nella condizione di fragilità e così. quindi E passiamo la parola a Rachele. Esatto. Però sono appunto a volte, magari anche lei nell'ambito delle sue colleghe, eccetera, le donne che fanno una certa scelta non sempre sono costrette, quello che volevo dire, pure se... Molto spesso succede. E questo per che quello dicevo, sono e qui le stiamo donne parlando di un a fare fattore anche una culturale. scelta. Certo. È anche un fattore culturale, certo. Però è sempre cosa buona tenere presente quello che stavamo dicendo adesso, cioè non si sa mai che cosa può accadere nel domani. E quindi avere la propria sicurezza economica è la cosa più importante che si possa avere. Avete un ruolo voi come, al di là del sindacato, che lei lavora in banca, ha lavorato Sì. in banca, quindi come Sì. sindacato tutto, Sì. lavoratrici del settore bancario, nel poter dare una consulenza anche quando capita una donna allo sportello che gestisce il proprio conto, nel supportarla anche in questo percorso di consapevolezza? Dobbiamo farlo, quello è il lavoro di consulenza vera e propria, quindi chiunque lavori in banca, sia uomo o donna che sia, deve fare questa operazione nei confronti di chiunque si trovi davanti, ma nello specifico quando c'è una donna, ancora di più, come stavamo dicendo, è bene tenere presente anche queste problematiche. Ecco perché voi non tutte e tutti hanno la sensibilità di farlo. Infatti volevo dire, è legata a una sensibilità individuale, Sì. però in quel momento che sei direttrice di banca, responsabile, che so, investimenti, che so io, sei autorevole come figura, perché teoricamente se vengo da te dovrei avere fiducia, bisognerebbe avere anche fiducia. Certo. E in quel momento lì hai titolo a fare quell'azione che può veramente cambiare le sorti un domani economiche e finanziarie di una donna che può essere esposta a delle vicissitudini non tanto piacevoli, Certo, no? assolutamente Quindi sì. sarebbe doveroso da questo punto di vista. È doveroso, ma deve essere fatto questo. Non Ma tanto sempre chiaramente bene. dal punto di vista lavorativo quanto dal punto di vista Di rapporto con la finanziario e di clientela. consulenza bancaria, quello deve essere fatto. Non è sempre detto che venga fatto, esatto, volevo purtroppo, dire perché se noi qui abbiamo una certa sensibilità per motivi vari, nel mondo del lavoro purtroppo non si trovano sempre. Certo. Allora, che consigli si sente di dare a questo punto, pratici? Allora, consigli pratici. Partiamo dallo strumento principe, chiamiamolo così, il conto corrente. Cosa migliore sarebbe, come abbiamo detto fino adesso, che ogni persona avesse il proprio conto corrente a sé intestato. Nella coppia, dice. Nella coppia, nel nucleo familiare, certo. Chi recepisce un reddito, mettiamola così. Nel caso invece questa cosa non fosse possibile, è bene che invece ci sia una cointestazione del conto corrente, piuttosto che la monointestazione di colui che percepisce, dico volutamente al maschile, colui che percepisce il reddito, e invece l'altra persona che ha solo una delega a operare su quel conto corrente. Questo perché è brutto dirsi, però purtroppo bisogna tenere in conto tutte le cose che possono accadere nella vita. Dovesse venire a mancare l'intestatario del conto corrente, tutto quello che è contenuto in quel conto corrente viene bloccato, non è più accessibile dalla persona che ha la delega, quindi banalmente anche pagare le spese funerarie, esatto, del deceduto non è possibile farlo perché i fondi vengono bloccati non per volontà della banca, ma è una legge proprio che impone di fare questa operazione. Anche se cointestato? Non c'è No, se cointestato no, invece no, appunto, infatti. se è cointestato invece viene bloccato a metà. Esatto, però è possibile pagare perché una volta che viene presentato Certo. il bonifico del costo del funerale viene pagato dalla Esatto, banca. esattamente, quindi per quello dicevo che sarebbe bene che fosse comunque cointestato. Beh, dopo viene sbloccato però. Una volta conclusa tutta la pratica di successione, che comunque chi richiede un certo tempo, non è proprio una cosa veloce che in 2 o 3 giorni si sbroglia, ma anzi stiamo parlando di settimane, se non anche un paio di mesi, e allora sì, poi viene sbloccato e viene fatta la suddivisione in base agli eredi, chiaramente. Perfetto. Quindi prima cosa, ognuno deve avere il proprio conto, cioè, voglio lasciarmi un attimo, dottoressa, che lei che ci ascolta, avere un conto intestato, gestirlo, poi magari fare anche psicologicamente, insomma, bisogna avere una certa preparazione, c'è questa preparazione da parte delle donne, questa propensione anche da parte delle più giovani oppure non ancora?
Sicuramente quello che emerge dallo studio dei dati è che sicuramente le donne più giovani stanno riducendo sia il divario di genere, sia sicuramente stanno aumentando la loro alfabetizzazione finanziaria, diciamo così. Quindi sicuramente le nuove generazioni sono più propense e più predisposte. E ovviamente invece per quanto riguarda la categoria degli over 65 la situazione si dimostra essere un po' più fragile, ecco. C'è sicuramente meno consapevolezza, ma proprio data da questo retaggio culturale che abbiamo, ma insomma si può migliorare. Certo, si può migliorare. Segretaria, che cosa fanno le signore di una certa età? Hanno un conto oppure piuttosto che me lo gestisce il figlio? Esatto, nelle nostre sedi infatti arrivano le persone anziane accompagnate dai figli perché magari gestiscono loro anche certe pratiche per l'invalidità civile o altre pratiche, sono loro che gestiscono i conti delle persone anziane, prevalentemente quello che c'è, quello che arrivano, anche perché quando si va in banca, mi riallaccio al discorso di prima, una persona anziana ha difficoltà a conoscere i codici del linguaggio finanziario, quindi ci deve essere la disponibilità proprio del bancario, tra virgolette, a essere semplice nelle spiegazioni, perché effettivamente si trova una persona in una situazione di sudditanza quasi, non conoscendo il linguaggio finanziario. Ecco perché dico anche che il linguaggio finanziario andrebbe insegnato in tutti gli indirizzi delle scuole superiori e favorire proprio anche, come dire, gli indirizzi scientifici e tecnologici per le ragazze in modo particolare perché poi possono avere anche carriere più prestigiose in quel settore che invece è limitato abbastanza agli uomini. Allora le donne sinceramente fanno fatica, le persone anziane fanno fatica andare in banca da sole, ecco, e generalmente sono accompagnate. Chiaro. Lo fanno solamente le persone che sono vedove, che per forza di cose sono sole e per quello però ci vuole sensibilità da parte di chi è dall'altra parte del banco, diciamo. Torniamo. Allora, prima abbiamo detto un conto, poi? Sì, poi strumenti di pagamento digitali, questi sono molto importanti. Quindi parliamo di carta di debito, parliamo di carta di credito, parliamo di carta ricaricabile, parliamo di home banking che consente di fare le varie operazioni da casa senza la necessità di recarsi in filiale. E sono tutti strumenti che le persone di una certa età sono un po' reticenti ad utilizzare e capisco anche ovviamente i motivi. Però sono anche degli strumenti che al giorno d'oggi sono, a dir poco, fondamentali e necessari, in particolar modo il bancomat, perché il bancomat, quindi la carta di debito, è quella che consente di utilizzare per prima gli importi che si hanno a disposizione nel conto corrente. Ma fin tanto che la carta di credito, vabbè, è abbastanza anche semplice, tutto sommato ormai si utilizza con facilità ovunque. Il problema è il famoso home banking, perché da un lato purtroppo le persone di tutte le età, indistintamente, poi gli anziani sono stati bersagliati costantemente da truffe, da mail, da phishing, tanto è vero che vengono clonati i conti, arrivano dei virus da tutte le parti, telefonate, cellulare, se usi il portale del computer deve esserci l'antivirus, ma pensiamo a una persona a casa che si è messo all'ultimo aggiornamento dell'antivirus, se ha cliccato sul link involontariamente perché te ne arrivano 800.000, insomma purtroppo i furti di identità, di svuotamento parziale o totale del conto, eccetera, sono frequenti. Voi in banca, non so se avvengono, certo, avvengono. E le banche non hanno questa grande propensione a supportare subito la cliente o il cliente in generale che subisce queste situazioni, per cui c'è grande ritrosia, a volte timori. Ho parlato con diverse persone, soprattutto che hanno una certa età e che dicono questi gruzzoletto me lo sono strasudato, i giovani sono un po' più arditi a volte.
e dire, anche no, vado in banca, mi faccio la sacrosanta coda nelle poche filiali rimaste e delego questa responsabilità a chi se ne intende, lo fa direttamente, perché adesso c'è questa ulteriore paura, per cui non c'è più questa fiducia smisurata ed illimitata nei confronti dell'istituto bancario. E allora le butto la domanda, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Ma quanto è importante anche il ruolo che deve avere la banca o chi ci lavora nel ricreare un rapporto di fiducia, fidelizzazione dopo tutto quello che è successo e che sta succedendo. Punto di domanda, ci avete fiducia nei confronti della banca? Avete a volte dei dubbi? Avete subito qualche problema? Pensateci, andiamo in pubblicità. Allora, ruolo sociale della banca. Il ruolo sociale della banca sarebbe veramente, a mio avviso, fondamentale ed è fondamentale. E certo è che innanzitutto facciamo una distinzione dei banchieri e dei bancari. I banchieri sono coloro che possiedono le banche e che prendono le decisioni purtroppo verso cui si indirizzano gli istituti bancari. Faccio un esempio, la famosa razionalizzazione, cioè la chiusura dei tanti sportelli per avere di cui gli sempre anziani meno, subiscono ripercussioni. Soprattutto mi viene da dire nei paesi di montagna, lì ma non solo in città, anche in città, ma veramente i paesi di montagna si stanno purtroppo sempre di più spopolando come filiali. Se posso, mi intrometto perché questa cosa è interessante. Se noi associamo questa limitazione, questa chiusura degli sportelli bancari alle chiusure degli sportelli postali. Stavo dicendo questa cosa, mi ha letto le pensieri. Allora abbiamo la tempesta perfetta esatto. che sta succedendo nelle nostre province di montagna. Certo, e non solo di montagna, io continuo a dirvi, non solo di montagna, perché noi non siamo metropoli come Milano dove prendi la metropolitana in mezzo che ti arriva sotto casa e vai ovunque. Ci sono tantissimi anziani in comuni della pianura che per andare a una filiale di banca devono farsi accompagnare. Questo e di posta. Sì, ma perché era per dare... sì, in montagna è l'apogeo, però anche in pianura, immagino, ecco, Rovigo. Nelle aree interne, per esempio, abbiamo a Porto Tolle 35 abitanti per chilometro quadrato, voglio dire una densità, ecco, quindi per accedere magari stanno chiudendo 7 filiali di una banca in questi giorni, non faccio il nome, ma stanno chiudendo 7 filiali. Allora a quel punto devo ricorrere all'home banking, cioè, ma io devo essere sicuro che quello che poi non mi trovo senza conto, oppure che immediatamente la banca mi risistema il tutto, invece no. Allora, l'home banking che sia sicuro, bisogna dire che si stanno implementando sempre di più i sistemi di sicurezza. È che il nostro terminale, il terminale della persona, può essere contagiato da virus. Sì, bisogna comunque sempre prestare attenzione su questo. E questo è un altro consiglio, allora. No. Certo, è un altro consiglio. Quindi quando si ricevono mail, quando si ricevono sms, quando si ricevono telefonate in cui nella mail viene richiesto di cliccare sul dato link, l'sms. Con intestazione a volte della banca e la mail intestata, però bisogna stare attenti a che cosa. Bisogna sempre stare molto attenti a quello che è l'indirizzo da cui arriva da cui arriva, mail. Bravissimo. Questa è un'altra cosa che, se ci sono delle signore che ci stanno ascoltando, ma anche signori, controllate bene da dove proviene, perché ci sarà sempre quella letterina, quel numeretto che poi deve far mettere carattere strano, che deve fare, che fa alzare un po' le antenne. Sì, questo è trasversale, uomini e donne non c'entra niente. Comunque, no, certo. Però l'altro consiglio, perché so che l'ho interrotta. No, si figuri, quindi appunto il non cliccare mai link, a meno che non si sia sicurissimi della provenienza di quella mail. Se si ricevono telefonate, non fornire mai assolutamente i propri codici di accesso all'home banking piuttosto che il proprio codice di utilizzo delle varie carte, perché la banca queste cose non le chiederà mai telefonicamente. Allora, dimestichezza con la carta di credito, con le carte di debito, con le prepagate, con l'home banking, per fare le operazioni. Che altro è importante sapere? A livello di finanziamenti, per esempio, lo diceva anche Margherita prima, se non erro, stare sempre molto attente soprattutto a quello che si firma, seppur sia una persona o della propria cerchia familiare o conosciuta che chiede di fare una firma su un documento, informarsi sempre bene di che cosa si sta firmando, perché purtroppo non sempre le cose vanno bene. E mi riferisco anche non solo all'intestazione di un debito
che si sta contraendo nei confronti dell'istituto bancario, ma anche per esempio di una garanzia su un finanziamento. Cioè vuol dire che se la persona a cui è intestato il finanziamento domani non riuscirà più a pagare, sarò io che ho prestato la garanzia a dover subentrare e continuare a pagare il debito. Quindi nell'eventualità dei dubbi, di dire ma non ho capito niente, ma non so, si può ricorrere alla banca? Si deve ricorrere alla banca, Quindi assolutamente. andare in banca e chiedere informazioni con Certo. grande tranquillità e serenità, Certo, giusto? assolutamente sì. Ma questo è un altro suggerimento secondo me importante, perché, e quindi lei dottoressa Amato, questo gap di conoscenze, di informazione, di evoluzione finanziaria, come si potrebbe colmare? Dal suo punto di vista di studiosa, di economista, e poi chiedo il parere anche delle nostre ospiti, ognuno dal proprio angolo prospettico. Anzitutto mi sento di dire che tutti i suggerimenti dati finora sono ottimi per ciascuna categoria di età, quindi vanno benissimo assolutamente. Beh, sicuramente in questo momento c'è grande attenzione al tema proprio dell'educazione finanziaria e quindi diciamo ci sono anche tantissimi strumenti online, magari questo qua forse per i più giovani, poi ci sono tanti corsi, tanti modi di familiarizzare proprio con i termini nuovi e quindi diciamo ci sono diversi corsi a cui è possibile partecipare. Certamente quello che invece può essere un ottimo modo è proprio anche quello di rivolgersi a enti e istituzioni che si occupano di questo e chiedere delle informazioni, anche chiedere che vengano spiegate in maniera semplice, con delle frasi, con degli esempi molto semplici, perché quello che proprio emerge è che anche molto spesso c'è difficoltà a gestire il risparmio e gli investimenti proprio perché non si capisce bene quello che si sta facendo. Infatti, perché c'è difficoltà a comprendere quello che si sta facendo, infatti, questo è molto importante. È quello che si diceva prima. E infatti, ecco, secondo lei e anche voi come sindacato, Sì. cosa potreste fare per aiutare le signore ad avere maggiore autonomia, maggior serenità, perché poi come lei ha spiegato bene, alla fine è tutta una questione di serenità economica. È una questione di serenità economica, soprattutto in età avanzata, perché le donne in età avanzata stanno diventando molto più povere. Che cosa dovrebbero rispetto- fare? Cosa potete fare voi come sindacato? Come sindacato diciamo che noi innanzitutto sensibilizzare l'opinione pubblica come stiamo facendo adesso. Questa sensibilizzazione serve moltissimo per attenzionare il problema, il tema e quindi anche coinvolgere le associazioni che sono presenti in un determinato territorio. Per esempio noi abbiamo l'Auser, Federconsumatori. Ecco, fare degli incontri con le persone anziane proprio per parlare di questi temi e per aiutarle a capire quanto sia importante conoscere e come approcciarsi, per esempio, anche ad andare negli istituti bancari. Ma per tornare alle pensioni, noi, cioè come sindacato, le pensioni, il divario che c'è tra diciamo, le pensioni maschili e femminili e anche la povertà, diciamo, in età pensionabile, pensiamo che 200.000 over 65 nel Veneto percepiscono meno di 1.000 euro al mese. E allora che cosa pensiamo di fare come pensionato, che cosa chiediamo come pensionato, che cosa proponiamo come pensionato? Innanzitutto che vengano riconosciuti quello che diceva prima i periodi di cura che la donna dà nella propria famiglia. La donna sandwich, altro che sandwich, si prende cura di figli, di nipoti, delle persone anziane e quindi nei periodi di vita lavorativa ha molti vuoti previdenziali perché rinuncia, perché ha lavoro precario, perché rinuncia a lavorare, perché si deve curare dei figli, però dobbiamo pensare che la donna lavora per il benessere della propria famiglia ma anche per la società. Se la donna invece viene riconosciuto un salario paritario per mansioni come quelle svolte, come
come secondo dettame costituzionale, Certo. penso all'articolo 3 della nostra Costituzione, penso all'articolo 37 che parla proprio di salario che uguale per identiche attività lavorative tra i generi, insomma, e quindi che sia riconosciuto il periodo di cura che la donna dedica Questo è all'interno della famiglia, Certo. non solo quello, ma anche i congedi parentali di cui si parlava prima, nei paesi scandinavi per Già esempio, c'è la parità di ecco, e anche in Spagna addirittura Spagna si sta evolvendo molto, sì, si sta sì. evolvendo molto, Tanto, vengono tanto. riconosciute parimenti, diciamo, le settimane all'uomo e alla donna, viene retribuito il 100% della retribuzione. In Italia però, proprio per retaggio culturale, solo il 20% degli uomini utilizzano il congedo parentale, e quindi si deve stimolare proprio invece perché si ha c'è questo La retaggio mentalità. culturale che è l'uomo che porta in casa i soldi, che è quello, diciamo, il perno della famiglia, e quindi la donna si dedica di più, è quella che si dedica alla cura dei figli. Dobbiamo dire che insomma non è solo una questione di giustizia sociale riuscire a fare in modo che il reddito delle donne arrivi ad essere paritario, insomma, quello degli uomini, ma è anche un fattore di crescita economica e di benessere per Certo. tutto il paese. Assolutamente, alla fine è trasversale. Quindi, Io la ringrazio, siamo giunti al termine. È una questione di soldi, non è una questione di soldi, però le finanze contano. Le finanze Certo. contano, le donne contano, e la CGIL ha delle risposte, ci sono anche nelle varie sedi gli sportelli sociali, per cui se veramente una persona, una donna ha qualche dubbio può venire tranquillamente nelle nostre sedi, e qualcuno che l'ascolta e che le può dare una mano lo trova di sicuro. certo. Cosa vuol dire sportelli sociali? Il sindacato pensionati ha attivato in tutte le sue sedi Certo. degli sportelli dove ci sono delle persone adeguatamente preparate a rispondere alle, diciamo, domande proprio basilari, che Certo. possono essere ho perso il marito, come faccio ad avere la pensione integrativa? Oppure mi sono appena separata? Oppure secondo me sono vittima di violenza economica o violenza fisica o psicologica? Dove vado? Ditemi cosa posso fare. Di sicuro c'è qualcuno che risponde. Può essere il sindacato pensionati, può essere il sindacato dei bancari, può essere il sindacato in generale. Qualcuno di sicuro che si fa carico, perché la CGIL si prende cura delle persone. Chiaro. Un suggerimento? Sì. Un suggerimento Di chiusura? Mi viene da dire fidatevi delle persone che incontrate nel sindacato in primis, e affidatevi a loro, e se andate in banca chiedete tutto quello di cui avete bisogno senza avere remore di fare brutte figure, di qualsiasi cosa. Quindi Ecco, adesso chiedete e fate tutte le domande. di fare brutte figure. Purtroppo Ecco, succede tanto è vero, anche questo. ecco. Succede E allora tanto con questa anche questo. parola qua voglio dare la parola proprio in chiusura alla dottoressa Amato, brutte figure. Forse questa è la paura anche in molti casi che frena nel mettersi in primo piano per fare anche investimenti, per arrischiarsi, no? Nelle persone che, vabbè, non le più giovani, perché quello sono, giusto? Ma certo, questo è sicuramente un tema, così come proprio abbiamo il tema dell'inadeguatezza. Per molto tempo siamo state abituate a sentirci inadeguate, che non va bene chiedere, che non siamo abbastanza per avere sufficienti informazioni. Ma insomma, direi che questo tempo è finito, per cui possiamo andare tranquille e prendere maggiore consapevolezza del valore che abbiamo, anche proprio riconoscendo il lavoro che facciamo, il lavoro salariato, il lavoro non salariato che rendiamo, insomma, alla famiglia e anche alla società.
Grazie dottoressa Amato, economista del Forum Disuguaglianze e Diversità. Grazie anche a voi, siamo giunti al termine, il tempo è volato ma è stato ben speso perché effettivamente tra i suggerimenti pratici, sapere quello che fa il sindacato e anche acquisire di volta in volta una maggior consapevolezza credo che sia molto molto importante. Poi mi è piaciuta la pragmaticità anche della segretaria, è una questione di soldi, senza una disponibilità economica ai noi la qualità della vita anche in ambito sanitario viene compromessa e tutto parte dall'età lavorativa, e questo è un altro aspetto. E allora grazie a Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive della CGIL del Veneto, grazie a Rachele Berto, segretaria FISAC CGIL Veneto, settore bancario, Margaret Crivellari, segretaria SPI-CGIL di Rovigo, grazie a voi, grazie alla dottoressa Giorgia Amato come dicevo e a voi di averci seguito, però come avete visto in caso di problemi, difficoltà eccetera non siete da soli o da sole, perché esiste il sindacato che vi può dare una mano, vi può supportare nelle sedi presenti sul territorio, sono presenti in modo capillare, come le banche o di meno? No, di più delle sedi diciamo bancarie, postali eccetera. Ma questa potrebbe essere una vostra battaglia, no? Nel cercare di mantenere aperte, ecco, vede che questo può essere un altro capitolo interessante da affrontare. Buon proseguimento, buona serata, grazie di averci seguito. Grazie, buona serata.